bellezza con un meteorite che è caduto poche ore fa. Quindi diciamo tanta paura e giustamente tanto panico tra i bagnanti. Questo è successo negli Stati Uniti, un intenso bagliore ha diciamo cavalcato il cielo e giustamente la gente è andata in panico vedendo questa palla di fuoco che poi è caduta più avanti, non si sa dove per il momento, però è arrivato questo asteroide, può darsi che si sia frantumato. Ciao alla fine, certo. Quindi nelle scorse ore un meteorite ha illuminato i cieli degli Stati Uniti. Quasi tutti, diciamo, New York, Carolina del Nord, Pennsylvania, in effetti è stato visto, sa, avvocatella, quasi dappertutto, quindi ha illuminato tutta la spiaggia. Per alcuni giustamente ci sono state scene di panico, le persone che si trovavano in spiaggia, un testimone addirittura aveva preso il meteorite per un motore di un aereo, quindi diciamo la gente è scappata a più non posso, quindi stando a quanto riportato diciamo, dal Dipartimento di Sorveglianza, è stato anche ripreso da una telecamera di sicurezza, quindi questa luce immensa diciamo, ha attraversato tutta diciamo, gli Stati Uniti, perché è stato visto dappertutto, ragazzi, quindi purtroppo si pensa che questo meteorite si sia diciamo disintegrato, quindi in effetti c'è stato solo questo bagliore intenso che è stato avvistato in tutti gli Stati Uniti, quindi diciamo che è solo questa, la paura è stata tanta perché non si capiva che cos'era, perché era, ripeto, fortissimo, una scia proprio, un bagliore che hanno descritto come una palla di fuoco come il sole, e si pensavano quasi che Gear ha gridato che stava arrivando la fine del mondo, sa, le solite cose che uno pensa in quei momenti, qualcuno avrà pensato ragazzi è finita, quindi diciamo che è andata così. Ciao Nicola, quindi abbiamo chiuso la serata in bellezza con una notizia di poche ore fa. Eh sì, immaginate che stavano sulla spiaggia tante persone e vedono una palla di fuoco che solca i cieli di tutte le spiagge diciamo della California, New York, ma diciamo, tutti gli Stati Uniti è stato visto dappertutto sta cosa. Sicuramente dicono gli scienziati si sarà disintegrato, quindi non è, non avrà colpito nessun diciamo, luogo perché stanno anche accertando se è caduto a qualche parte, può darsi pure che domani esce dove è caduto, però fino a mo' non si sa dove sia caduto o se... Sì, sì, una palla di fuoco, sì, un bagliore esagerato, sì. Quindi non sanno se è caduto per terra a qualche parte oppure si è disintegrato, non lo sanno. Però diciamo, dalla registrazione che hanno visto gli scienziati hanno detto che era un meteorite, quindi non è diciamo tipo UFO queste cose qua. Quindi è stato come una scia luminosa, come il sole, hanno detto la gente. No, no, onde anomale, no, no. Ha solcato tutti i cieli degli Stati Uniti questo bagliore esagerato, come se un sole passasse il cielo, diciamo, come hanno detto le persone, quindi gli americani. Ed è stato visto dappertutto, in tutte, diciamo, l'America, in effetti. Quindi New York, New Jersey, California, ovunque, ragazzi. Quindi sono arrivate tante telefonate da tutte le parti, giustamente pensate quanto è grande la... sicuramente Alessandro è un meteorite che a contatto con l'atmosfera si è infuocato, diciamo quando prende l'attrito con l'atmosfera si fa come una palla di fuoco in effetti, questo è perché l'asteroide si disintegra man mano a contatto con la nostra atmosfera e fa questa palla di fuoco che in effetti sta bruciando diciamo, il meteorite, questa è la cosa che si forma. Diciamo l'attrito, stesso la velocità, l'attrito con l'atmosfera
prende fuoco tutto, si disintegra. Penso che non troveranno nulla di questo meteorite perché si vede che non è troppo grande. Oppure domani mattina può uscire la notizia che è stato trovato, semmai in qualche parte del mondo, non so poi dove, perché ha solcato tutti gli Stati Uniti, quindi è capace pure che è caduto in un'altra parte. Quindi per il momento stanno vedendo più o meno la traiettoria finale, quindi ora devono fare calcoli e tutto per vedere dove va a cadere, quindi devono fare una perizia, diciamo un calcolo approssimativo per vedere domani mattina se lo trovano oppure se è disintegrato. Quindi mo stanno facendo tutti sì, stanno facendo tutti i calcoli per vedere dove sta. Quindi penso che o non lo trovano o è caduto sicuramente nell'oceano, perché comunque diciamo è più acqua che terra, il pianeta Terra, diciamo. Ciao Patti, ciao, buonasera. Quindi diciamo che questo asteroide ha impattato sicuramente, se è caduto in acqua, forse 10% sulla terraferma, ma quelli domani mattina sanno precisamente dove è andato, quindi faranno la loro traiettoria e sapranno se ci sta qualche pezzettino oppure è stato solo una scia luminosa perché si è tutto disintegrato. Quindi quello è il bagliore, in effetti quando entra a contatto con l'atmosfera incomincia come a bruciarsi finché non rimane nulla. Se invece è troppo grande rimane e ci colpisce. Quello è l'asteroide, in effetti più grande è e meno si romperà. Quindi un asteroide di 20 metri semmai qui può arrivare sì e no, però già un asteroide di 100 metri ci farà molto male, quindi perché a contatto con l'atmosfera non riesce a rompere, diciamo a rompersi del tutto. Questa è la logica. Invece quando arrivano questi qua tipo 5 metri, 6 metri, fanno questa scia luminosa, sto bagliore, sta palla di fuoco, perché si stanno bruciando interamente, quindi è come una palla di fuoco che attraversa il cielo. Quindi è questa, diciamo, la differenza tra i, diciamo, i metri. Quindi più grande è, più probabilità c'è che ci colpisce. Più piccolo è e si disintegra a contatto con la nostra atmosfera. Questo è, diciamo, il pericolo di questi asteroidi. Ciao Alessandro. Quindi ragazzi, per ora la notizia è questa qua, che è passato sta palla di fuoco nei cieli americani. L'hanno vista in tutti gli Stati Uniti. Non si sa se il meteorite si è tutto disintegrato oppure è caduto in qualche parte, perché la notizia ragazzi è freschissima, quindi non credo che per oggi o per stasera la sappiamo, quindi penso che già domani, forse se riusciamo a trovare qualche cosa, ci daranno. Sì, sì, è stata vista nei cieli, sì, sì. Se è entrata in atmosfera, se è fatto la, diciamo, la scia luminosa, la palla di fuoco è entrata nell'atmosfera, quindi è entrata sulla Terra, sì. Ma sicuramente si sarà tutta disintegrata e quindi non troveranno nulla. C'è stato solo questo bagliore. Mo devono vedere dove sta, fare la traiettoria e vedere se ci sta qualche pezzo, se è caduto oppure se si è dissolta interamente. Ciao Silvia. Non possiamo dire, comunque gli asteroidi Silvia ci sono sempre stati, quindi non possiamo sempre dare sono segni e non segni, quindi gli asteroidi ultimamente ce ne stanno arrivando diciamo di parecchi, però ci può stare come dici tu e non ci può stare, quindi diciamo un 50 e 50, quindi c'è chi come te crede che siamo alla fine, anche io credo che stiamo alla fine perché abbiamo distrutto. Ma no, a questo guarda dicono metà e metà, che sa, quindi è ancora incerta la. Sì, lo so Silvia, però non si sa Alan. Allora, passato gli Stati Uniti, è stato visto in tutti gli Stati Uniti. Forse non si sa se è caduto oppure no, può darsi pure che si è disintegrato
e non ne è rimasto nulla, però per adesso non lo sappiamo. Sappiamo solo che ha passato tutti i cieli diciamo, degli Stati Uniti e quindi no, no, Apopis no, 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 è un asteroide, questo è un meteorite piccolino, ragazzi. Apopis a ora di mo stavamo tutti dall'altra parte. No, no, Apopis ragazzi è 300 e passa metri, quindi stavamo inguaiati proprio, ragazzi. La diretta non la facevamo stasera. Quindi Apopis è un'altra cosa. Apopis è un mostro di asteroide. Quello se colpisce fa fuori mezzo pianeta. Quindi no, questo è un sassolino, ragazzi, questo che è passato. Quindi però può darsi pure bravo, ma non lo so, qua si parla di meteorite ragazzi, però possiamo dire pure che può darsi che sia un oggetto non identificato. 300 metri, immagina tu, pensa che un sassolino così ha fatto una scia che ha illuminato gli Stati Uniti, quindi 300 metri ragazzi, non dico che distrugge tutto il pianeta, ma ha effetti globali, quindi dove colpisse ragazzi devasterebbe la terra interamente. Ciao Michele, quindi è meglio che quel sassolino là sta lì, quindi non, Apophis fa paura. Però ragazzi, questo meteorite, noi abbiamo detto meteorite, è vero. Però può darsi pure che sia qualche altra cosa, io non lo so. Loro dicono meteorite, ragazzi. Purtroppo un video non ci sta perché è uscita solo la notizia. Quindi possiamo pure dire che era un UFO. Questo non lo so perché nessuno di noi l'ha visto. Qua parlano di una sfera di fuoco che è passata e loro hanno detto sicuramente è un meteorite. Su questo è quello che la notizia dice. Possiamo pure dire che era un UFO che è sfrecciato nel cielo e stava prendendo fuoco. No, mi dispiace. No, ha passato gli Stati Uniti, Michele, non è caduto da nessuna parte, quindi no, non credo, no, no. È accaduto già 3 ore fa, quindi non credo, già dovrebbe stare qui da un pezzo, no. Secondo me sicuramente starà in oceano o si è disintegrato, stai sicuro perché è andato dal lato di là, ci sta la Russia, dopo la Russia ci sta l'oceano, sì. Basta che non cade in Russia un'altra volta, ragazzi, che quelli hanno la fortuna loro, là. Ogni 2 o 3, speriamo che domani non leggiamo caduto in Russia. Perché puntualmente ogni volta sti poveri russi hanno proprio la sfiga che ogni volta di solito fateci caso, ogni volta che cade un asteroide oppure una scia luminosa tocca sempre la Russia al finale. Questo pure è vero, che dobbiamo incominciare a pregare. Anche se secondo me Silvia già è tardi per pregare al finale, per come stiamo messi. Ah, vabbè, Alessandro, ok. Sì, ultimamente sì, è capitato sempre così. Quindi al finale è sempre stato così. No, è passato sugli Stati Uniti, sì, sì, adesso non è caduto da nessuna parte, non si sa se ha colpito il suolo, ha colpito l'oceano oppure si è disintegrato, ragazzi, questo non si sa. Ha solo passato nel giro di tutti gli Stati Uniti e quindi non si sa, ragazzi, quindi vi dico una bugia. Domani se sopra qualcosa in più faccio una... Ciao Alessandro e dopo controllo io. Quindi dopo ragazzi se ci sarà qualche cosa domani che riuscirò a trovare faccio un aggiornamento di questo video che ho fatto stasera. Mo l'ho fatta perché era una notizia che è uscita a Momo, quindi ho detto la faccio l'ultima diciamo notizia e chiudo la giornata così. È stato proprio, abbiamo chiuso col botto davvero. No, no, nell'atmosfera non ci sta più, quindi ragazzi si è disintegrato. Mo o è caduto a qualche parte, o sta nell'oceano, oppure si è dissolto, quindi
Questa è la soluzione, ragazzi, perché è accaduto 3 ore fa. Quindi se aveva colpito qualche cosa, ragazzi, lo sapevamo. Ma non si sa nulla, quindi o è caduta in qualche parte o sta nell'oceano, oppure, ragazzi, si è disintegrato interamente e quindi è stato solo quel bagliore. Sì, ma di solito sì, l'oceano è molto grande, quindi il 60% è dovuto cadere per forza in oceano, che poi, secondo me, si è disintegrato. Vabbè, ragazzi, grazie a tutti e ci sentiamo domani e vi faccio un aggiornamento su sta cosa, se ci sta qualche aggiornamento. Poi dobbiamo trovare la notizia. Ore fa, sì, è stato 3 ore fa, ragazzi, è stato negli Stati Uniti, calcolando il fuso orario, comunque. Quindi, ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti. Domani, se ho notizie, faccio l'aggiornamento su questa qua. Ciao, Patti. Ciao a tutti, ragazzi. Ci sentiamo domani. Buonasera a tutti e buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao Silvia, ciao Patti, ciao MKN, come sta scritto? Vabbè, ciao a tutti.